La giunta regionale guidata da Francesco Pigliaru celebra la giornata internazionale delle lingue tagliando pesantemente i finanziamenti alla politica sulla lingua sarda. È quanto denuncia in una lettera il CSU, Coordinamento pro su Sardu Ufficiale, che ha inviato oggi una lettera di protesta ai capigruppo e ai presidenti delle commissioni del Consiglio regionale, questo al fine di scongiurare il pericolo di tagli al settore. È singolare, sottolinea il CSU, che oggi, giornata dedicata in tutta Europa alla salvaguardia delle lingue, non solo non si svolgono le rituali manifestazioni che si tenevano fino all'anno scorso, ma il governo e il Parlamento sardo lavorano invece per il taglio dei pochi e risicati fondi che in questi anni si è riusciti a mettere in salvo a tutela del sardo e delle altre lingue dell'isola. Secondo indiscrezioni, sottolinea il CSU, i tagli ammonterebbero a un 50% dello stanziamento già garantito dalla giunta uscente per il 2014, mentre secondo le più pessimistiche previsioni si arriverebbe a un 70-80% dei quasi 5 milioni oggi disponibili. Il coordinamento ha scritto ai presidenti delle commissioni bilancio, cultura e statuto e a tutti i capigruppo, chiedendo un incontro urgente. Tutto ciò mentre ieri, continua la lettera del CSU, in una nota stampa dell'assessorato della pubblica istruzione si assicurava la spendita di fondi per la lingua sarda, ma si trattava, sottolinea il coordinamento, di soldi già stanziati nel 2013. Pertanto non c'è nessuna novità. Il CSU ricorda di essersi riunito domenica a Sedilo per analizzare la situazione della politica linguistica della regione Sardegna. L'Assemblea ha denunciato l'immobilismo totale del settore da febbraio a oggi. Il servizio lingua sarda dell'assessorato competente, sottolinea la lettera, è senza direttore. Il piano triennale 2014-2016, dal quale dipende la spesa, non è approvato, mentre per il sardo a scuola non ci sono stanziamenti. L'osservatorio non è stato rinnovato, oltre 100 uffici linguistici affidati a giovani specializzati rischiano di chiudere, mentre le trasmissioni radio, tv, web vanno a singhiozzo. Immobile anche la politica sullo standard della lingua ufficiale, la lingua sarda comuna, che non viene implementata ed è urgente pertanto una legge del Consiglio regionale che istituisca un organismo regionale di promozione della lingua. Ma serve, secondo il CSU, anche una proposta di modifica dello statuto speciale che consenta l'insegnamento stabile del sardo nelle scuole.